questa è la preghiera che oggi suggerisco a voi. Signore, che io veda, che io abbia compassione come tu vedi me e hai compassione di me. Che abbiamo compassione di coloro che incontriamo lungo il cammino, soprattutto di chi soffre ed è nel bisogno, per avvicinarsi e fare quello che possiamo per dare una mano. Tante volte quando mi trovo con qualche cristiano o cristiana che viene a parlare di cose spirituali, io domando se fai l'elemosina. Sì, mi dice. E dimmi, tu tocchi la mano della persona alla quale dai la moneta? No, la butto lì. E tu guarda gli occhi di quella persona? No, non mi viene in mente. Se tu dai l'elemosina senza toccare la realtà, senza guardare gli occhi della persona bisognosa, quella elemosina è per te, non per lui. Pensa a questo. Io tocco le miserie, anche quelle miserie che io aiuto. Io guardo agli occhi delle persone che soffrono, delle persone alle quali io aiuto. Vi lascio questo pensiero. Vedere e avere compassione.